io ho assolto il mio dovere come ufficiale dell'esercito andando in missione, e nel momento in cui sopraggiunge una malattia di questo genere, come un cancro, mi auguro sempre che lo Stato che mi ha mandato in quei posti mi tuteli anche. Ecco. Ministeri della Difesa e dell'Interno condannati in via definitiva a riconoscere come vittima del dovere il tenente di fanteria alpino Sergio Cabigiosu, 50 anni, veronese, a cui nel 2017 venne diagnosticata la leucemia mieloide cronica provocata dall'esposizione all'uranio impoverito. In servizio al 6° Reggimento Alpini, Cabigiosu era stato impiegato in diverse missioni all'estero, tra cui la tristemente nota Joint Force a Sarajevo, in Bosnia, i medesimi luoghi che nella veste di inviato di guerra aveva frequentato anche il giornalista Rai Franco Di Mare. Il 50enne è stato esposto nelle caserme italiane e all'estero anche all'amianto, e per questo motivo si è rivolto all'Osservatorio Nazionale Amianto e al suo presidente, l'avvocato Ezio Bonanni, presentando ricorso. Il Tribunale di Verona ha sancito un principio fondamentale accogliendo il nostro ricorso, ed è costituito dal fatto che se un militare viene impegnato in territori contaminati e senza protezioni e subisce dei danni alla sua salute, deve vedersi riconosciuti i propri diritti, ed è proprio per questo che la sentenza sarà utilizzata in tutti gli altri casi per ottenere la tutela dei nostri uomini in divisa e il riconoscimento dei loro diritti. Nel caso di Cabigiosu, il Tribunale di Verona ha condannato i 2 ministeri a riconoscergli la liquidazione di 285.000 euro, oltre agli assegni vitalizi mensili per 2.100 euro che percepirà a vita. Io mi ritengo una persona molto fortunata, nel senso che il mio cancro è, grazie al cielo, uno dei cancri su cui la medicina e la ricerca hanno sviluppato una medicina mirata, che mi consente di vivere una vita normale. Sono anche però molto consapevole che non tutti i miei colleghi che hanno operato all'estero e che hanno avuto di questi problemi hanno questo tipo di malattia, ma ne hanno altre che a volte si sono anche rivelate più letali. Cabigiosu e l'Osservatorio si augurano che questa sentenza costituisca uno spartiacque. I diritti di chi è rimasto contaminato andrebbero riconosciuti in automatico, non dovrebbero essere necessari anni di battaglie legali. In Veneto, dove seguiamo decine e decine di altri casi, come nel resto d'Italia, dove sono centinaia le vittime che non hanno visto riconosciuti i propri diritti. Auspichiamo nel futuro che il Ministero possa riconoscerli senza la necessità che si arrivi ad un contenzioso giudiziario.